Pendea al Niccolò Gallo oggi si offre ai visitatori, ai genitori, l'offerta scolastica per il 2018-2019, tante le novità, quali? Sì, diciamo che l'Istituto Alberghiero di Agrigento oggi ha invitato i genitori e il territorio a venire a visitare la scuola, proprio per vedere non solo l'offerta formativa dal punto di vista culturale. Hanno visitato le aule informatiche, i laboratori creativi che abbiamo, hanno visitato le aule scolastiche, ma poi è stato offerto dai ragazzi stessi dell'alberghiero un buffet proprio per dire: noi siamo qua dentro, sappiamo fare questo, e quindi li offriamo per far capire ai ragazzi che c'è una professionalità all'interno di ogni ragazzo. La scuola attenziona moltissimo perché ormai è radicata, questo è il sesto anno nel territorio, e quindi attenziona tantissimo l'alternanza scuola-lavoro. I nostri ragazzi già dal terzo anno cominciano a lavorare in contesti reali dove esprimono quelle competenze che hanno appreso a scuola. Chiaramente questi ragazzi, se vogliono continuare con l'università, abbiamo tanti ragazzi e continuano e fanno come i giovani di oggi che hanno necessità di aiutare le famiglie, fanno scuola-lavoro. Frequentano l'università. Io ho avuto un ragazzo che mi ha detto, si è diplomato 2 anni fa, ha detto: ha avuto già un incarico a Palermo come supplente, però sono iscritta all'università e quindi studio e lavoro e do possibilità alla mia famiglia, perché in un momento di disoccupazione questi ragazzi possono aiutare anche le famiglie. L'offerta formativa non si chiude solo ai laboratori di cucina, sale, accoglienza turistica, ma noi abbiamo il Tecnologico a Porto Empedocle, ex Istituto Nautico, è l'istituto nautico di oggi, che offre ai ragazzi l'opportunità di lavorare sia nelle strutture portuali che ci sono, sia anche fuori, poi nelle navi e tutto. Quest'anno è il terzo anno, stiamo scommettendo anche sull'alternanza scuola-lavoro per questi ragazzi, perché speriamo che nel tempo possano anche loro trovare nel loro territorio, radicandosi nel loro territorio, un lavoro per non allontanarsi dalle famiglie. L'offerta formativa della scuola, diciamo, si amplia sempre grazie alla professionalità alta dei docenti. Lei sta vedendo una confusione di docenti qua, significa che loro a costo zero vogliono esprimere la loro professionalità per dare anche l'opportunità ai ragazzi di vivere una giornata diversa rispetto a quella del normale curriculum scolastico.